C'è tanto punto di Pietrini. Alessandro Zibin, capitano del Volley Clodia, è appena finita la finale contro il Povolaro, 3-0, Volley Clodia campione a Coppa Veneto, trofeo Mikasa, le tue emozioni? Contentissimo, onestamente non ce l'aspettavamo, nel senso loro erano leggermente favoriti, però noi abbiamo giocato veramente molto concentrati e secondo me è stata anche una partita con un buon tasso tecnico. Cosa ha fatto la differenza in campo? L'aggressività secondo me, soprattutto al servizio, che comunque è un fondamentale dove capisci subito la squadra che è più in palla, nel senso forzando il servizio metti in difficoltà gli avversari e di conseguenza costretti a palleggiare palla alta e noi a Mulo abbiamo giocato bene. Allora complimenti e grazie. Andiamo a festeggiare allora. Grazie. Augusto Lorenzao, capitano della CS Volley Povolaro, la finale non è andata bene, ha vinto il Clodia 3-0. Augusto, che partita è stata intanto? Per noi è stata dura, ci è arrivato fin qua e alla fine l'armadio è stato difficile da mandare giù. E niente, siamo preparati bene, alla fine hanno giocato benissimo loro, difeso tutto, attaccato tutto bene. Forti noi, insomma, da noi è andata storta, se è andata storta va così, c'è poco da dire quando succedono così le cose, va giù